Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi, birra Peroni 66 CL a 99 centesimi, Biopresto liquido 35 lavaggi a 3,89 €, cornetto algida 6 pezzi a 3,79 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Dal mare di Arbatax, dove il vento racconta storie di marinai, nasce la freschezza che portiamo ogni giorno sulla tua tavola. Pescheria da Nemo. Il meglio del pescato. Orate, spigole, gamberi, cozze e i crudité freschissimi nelle 1000 composizioni. E se non hai voglia di cucinare, Nemo seleziona per te i migliori antipasti, preparati e tantissime sfizioserie di mare pronte da gustare. Nemo Pescheria, la migliore che ci sia. Presso Eurospar Tortolì, in via Bertolotto 2. Non fartelo raccontare. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecchè, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi apriamo con il caso di cronaca che apre le pagine dei quotidiani sardi e i quotidiani online, ovvero l'arresto del latitante Sandro Arzu e di altre 4 persone sottoposte a fermo, tutte indagate di avere a che fare con l'omicidio di Beniamino Marongiu, ucciso ad Arzara lo scorso 9 luglio, un'esecuzione in piazza. Ad incastrare proprio Sandro Arzu sarebbero le immagini di un video che riprenderebbe Sandro Arzu appunto uccidere Beniamino Marongiu. In un video mostra una persona con un cappellino, jeans e maglietta sparare appunto 9 colpi di pistola, di cui una fatale al capo. Era stata un'esecuzione che ricorda quelle di stampo mafioso. I motivi sarebbero legati a una guerra tra bande rivali per il controllo della droga, almeno questo è quanto emerso dalle indagini preliminari svolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro e di Cagliari, coordinati dalle 2 procure. Proprio ieri alla Lanusei in procura si è tenuta la conferenza stampa dove sono stati illustrati i dettagli che hanno portato all'arresto di Sandro Arzu lunedì mattina a Cagliari. Ma sentiamo proprio dalle parole del procuratore Rodolfo Maria Sabelli le operazioni che hanno portato quindi all'arresto di Sandro Arzu. Consapevole era stata arrestata ieri per rapporto dell'arma clandestina, priva di matricola, era scomparso da più di 2 anni. Perché che cosa era accaduto? Che nei primi giorni del marzo 2023 questa persona era sparita, qualche giorno dopo viene rinvenuta la sua macchina. Viene rinvenuta la sua macchina in una zona boscosa, comunque fuori del paese di Arzana, nei pressi del paese di Arzana, con dei colpi di arma da fuoco, di fucile. Erano state rinvenute anche tracce di sangue che risultavano proprio di Sandro Arzu.
A quel punto le ipotesi formulate erano due: che si trattasse effettivamente dell'omicidio, che poi si è rimasto vittima di un omicidio, che il cadavere fosse stato portato via, oppure che si trattasse di una simulazione. Evidentemente si è trattato di una simulazione e Sandro Arzo era sparito volontariamente. Una delle ipotesi che si fa è proprio quella di una intenzionale simulazione del suo omicidio. Sempre secondo le ipotesi poste a base del decreto di fermo, questo contrasto che avrebbe portato poi all'omicidio in danno di Marongio avrebbe visto tutta una serie di altri fatti gravi, a cominciare da un tentato omicidio nel settembre del 2021 ai danni sempre di Sandro Arzo. Sarebbe rimasto ferito, sarebbe poi sopravvissuto, ma sarebbe poi da quel momento nata una serie di altre vicende, vi sarebbe stato un altro omicidio in seguito e possiamo definirlo un contrasto, una faida fra questi due gruppi, che si sarebbe conclusa poi con l'omicidio in danno di Marongio e poi con la fuga e la intenzionale scomparsa di Sandro Arzo. Questa è l'ipotesi che è stata fatta, naturalmente poi seguiranno poi le decisioni del giudice, seguiranno poi se l'ipotesi non solo legata alla responsabilità per l'omicidio di Marongio, ma se anche trovasse conferma il contesto di cui sto parlando, cioè questa, vogliamo definirla, sequenza di sangue, il tentato omicidio in danno di Arzo, l'altro omicidio che è seguito, l'omicidio di Marongio, se fosse confermato che questi episodi hanno un filo rosso che li unisce, allora queste attività io mi auguro veramente che possano dare come risultato la fine di una situazione che tuttavia rischiava invece di provocare altre vittime, altri fatti di sangue, la disponibilità di una pistola con matricola a brasa in possesso della persona riarrestata, ecco, da questo punto di vista non lascia tranquilli, evidentemente. Ecco, abbiamo sentito il procuratore Sabelli, che appunto ha sintetizzato l'indagine, ha parlato dunque della simulazione dell'omicidio di Sandro Arzo, di questo agguato, di una messa in scena, poi della sua latitanza. L'Ogliastra però è stata definita ieri come un territorio di difficile penetrazione investigativa. Per arrivare infatti all'arresto di Arzo e al fermo di altre 4 persone, lo sforzo è stato immane ed è stata solo grazie alla collaborazione tra le varie articolazioni dell'Arma e delle procure che si è arrivati a questo successo investigativo. Così lo ha definito il comandante dei Carabinieri di Nuro, Gennaro Cassese. Sentiamolo nelle sue parole. Però è un territorio che, possiamo dire, difficilmente penetrabile da un punto di vista investigativo. Quindi questo sforzo è stato uno sforzo importante e questo successo investigativo, ancorché, come ha detto il signor procuratore, parziale nella misura in cui siamo in una fase iniziale, ci ripaga dei sacrifici fatti. L'indagine, possiamo dire, che nasce con il simulato omicidio di Arzo, e addirittura abbiamo gli esiti delle perizie del RIS che ci hanno poi confermato quanto intuito all'inizio, che le traiettorie dei colpi che sono stati sparati per uccidere, poi non è stato ucciso l'indagato, l'odierno uno degli indagati, non erano compatibili con il ferimento di una persona alla guida della macchina, e anche le tracce di sangue che sono state riportate non erano compatibili con sangue fuoriuscito da vene di una persona ferita da un colpo di arma da fuoco. Quindi già lì, insomma, le indagini erano avviate in un certo senso. Poi ci tengo a sottolineare, i cronisti nuresi lo sanno, che
sul cavallo di battaglia, quanto oltre all'attività tecnica, alle attività investigative che tutti conoscete, insomma, che sono le tecniche investigative ordinariamente che si hanno avuto un particolare rilievo le telecamere di videosorveglianza, che ci hanno consentito di raccogliere elementi importanti per addivenire all'individuazione del reo, dell'autore materiale di omicidio e dei corpi che sono stati fermati. Sapete che insomma è uno dei cavalli di battaglia, perché è chiaro che un sistema di videosorveglianza funzionante ed efficiente ci facilita tanto in fase preventiva e poi. Ecco, abbiamo sentito il comandante dei carabinieri della provincia di Nuoro, ma com'è che è stato preso invece Sandro Arzu lunedì mattina a Cagliari, pedinato da tempo e sotto osservazione, braccato? Ce lo spiega invece questa volta il comandante dei carabinieri di Cagliari, Luigi Grasso. Sentiamolo. La principale preoccupazione, poi dimostratasi certezza, è che il soggetto potesse essere armato e quindi bisognava assolutamente operare per cercare di tutelare l'incolumità di tutti i militari che sono stati impiegati, non solo dei militari, dei cittadini e delle stesse persone interessate all'operazione. Quindi il soggetto è stato fermato all'interno di un'autovettura unitamente all'altra persona nei pressi di un'area di rifornimento di un viale Elmas. L'intervento, ripeto, è stato repentino, svolto con tutti i criteri e le caratteristiche di assoluta sicurezza, con metodologie operative sperimentate, provate, con un personale particolarmente addestrato per questo tipo di operazioni, e non c'è stata possibilità minima di reazione e di fuga da parte delle persone interessate. Il soggetto è stato trovato in possesso all'interno di un borsello che teneva addosso, stretto alla propria persona, di una pistola con matricola Brasa, una calibro 38, che naturalmente è stata già inviata ai nostri organi competenti scientifici per tutti gli accertamenti del caso che sarà necessario appunto effettuare, d'intesa sempre con la procura. Il lavoro, è stato detto, lo voglio sottolineare, il lavoro importantissimo di squadra. È fondamentale in questi casi lavorare sia per la sicurezza sia per ottenere il risultato sperato in una stretta collaborazione, e questo è stato fatto con i colleghi appunto di Nuoro e tutte le articolazioni dei due comandi provinciali. Per quanto riguarda Cagliari, soprattutto il nucleo investigativo del reparto operativo e la compagnia di Carbonia. Naturalmente abbiamo lavorato con le indicazioni pressoché quotidiane, seguendo le indicazioni quotidiane della procura, delle procure e dell'autorità giudiziaria, e le attività proseguiranno sicuramente con la stessa metodologia, con lo stesso metodo di lavoro che abbiamo sperimentato favorevolmente. Eccoci, andiamo avanti ora con il nostro notiziario, restiamo sulla cronaca. Ieri un tragico incidente stradale sulla provinciale 56 nella strada che da Lozzorai porta a Talana. Un motociclista di nazionalità tedesca di 61 anni ha perso la vita proprio in un incidente avvenuto al chilometro 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortoli. Purtroppo per il Centauro non c'è stato nulla da fare, ha urtato contro il guardrail con la sua moto ed è finito fuori strada. La squadra dei vigili del fuoco ha quindi messo in sicurezza la zona, e oltre ai carabinieri di Villagrande sul posto era intervenuto il 118 e un'ambulanza Mike di Lanusei. Purtroppo però, come ho detto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Andiamo avanti ora. L'Arnas Brozzu, con un atto ufficiale del nuovo commissario straordinario dell'azienda Maurizio Marcias, ieri ha ufficialmente revocato la sospensione dall'incarico al dottor Massimo Tuveri,
luminaria della chirurgia oncologica, nominato nel 2024 alla guida della struttura di chirurgia oncologica dell'ospedale cagliaritano. Dopo mesi di tensioni, accuse di inadempienza, il medico, che mai ha potuto iniziare la sua attività chirurgica per mancanza di condizioni operative, ha accettato un nuovo incarico all'ospedale di Lanusei. Si chiude così per il momento una vicenda che appunto aveva provocato polemiche, petizioni, ricorsi, una vicenda complessa iniziata appunto nel giugno 2024 con il trasferimento del medico da Verona a Cagliari dopo aver vinto il concorso per guidare la struttura specializzata del Narnas. Tuttavia però ciò era iniziato come una promettente collaborazione, invece si è trasformata in un confronto teso, in un conflitto aperto appunto tra Tuveri e l'azienda, con implicazioni anche sul piano legale. La decisione invece di revocare la sospensione dell'incarico a Tuveri arriva dopo l'intervento dell'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi, che ha riconosciuto le difficoltà logistiche e strutturali del Bruzzo nel garantire l'avvio della chirurgia pancreatica. In Consiglio regionale Bartolazzi ha chiarito che l'assenza di sale idonee e risorse ha impedito al chirurgo di operare, motivando così la scelta di una nuova collaborazione professionale. L'Arnas spiega che con questo atto formale si interrompe un percorso travagliato e si apre una nuova fase improntata sulla volontà di ristabilire un dialogo costruttivo tra l'azienda e il professionista. L'obiettivo condiviso è chiaro: rilanciare e valorizzare le attività di chirurgia oncologica nell'esclusivo interesse dei sardi. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Salvatore Corrias, che ha detto ieri attraverso un post sul suo profilo social: il dottor Massimo Tuveri verrà alla Lanusei, né lui né noi sappiamo per quanto tempo resterà, ma la sua presenza sarà molto significativa. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Barisardo, dove è operativo da ieri e lo sarà sino al 15 ottobre il servizio di InfoPoint alla torre di Barisardo. I servizi sono affidati alla ditta Sardinia Tourist per 3 anni al fine di consentire un supporto alla promozione del territorio con una programmazione adeguata e a lungo termine. L'InfoPoint, che è anche InfoBlu, fornirà supporto di vario genere ai turisti, ai visitatori, informazioni su servizi essenziali presenti, sui siti di interesse storico, sugli eventi, sulle esperienze. Presso la Torre Spagnola sarà anche possibile effettuare delle visite guidate supportate dal personale qualificato e competente con audioguide multilingue che consentiranno a tutti di conoscere la storia del monumento simbolo della costa bariese. Tante poi saranno le proposte durante la stagione. Queste le parole dell'amministrazione comunale. Chiudiamo il nostro notiziario con un bellissimo evento che si terrà questo fine settimana a Ulassai, che si prepara a ospitare l'Ulassai Festival, un evento dedicato all'arrampicata e agli sport outdoor, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. L'organizzazione ha messo a punto un calendario intenso e ricco tra apprezzate conferme e grandi novità. Ce n'è per tutti i gusti: arrampicata, highline, mountain bike, trekking, escursioni. Ma per darci tutti i dettagli sull'Ulassai Festival, per parlare di questa iniziativa, abbiamo il piacere di avere al telefono con noi il vice sindaco di Ulassai, Luigi Deida. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno vice sindaco Deida. Allora, ci racconta di dell'Ulassai Festival, che ormai è in procinto di partire. Sì, dai, siamo a meno 2 giorni dall'inizio dell'evento. Sarà un 4 giorni ricco di appuntamenti, di tante attività sportive. Ci saranno il trekking, l'arrampicata, la mountain bike, l'highline, il parkour, giornate dedicate all'educazione ambientale. Ci sarà da divertirsi un po' per tutte le età, dai bambini, per cui verranno organizzate delle escursioni tramite il CEAS,
che è un partner dell'evento, fino ad arrivare alle attività per adulti, quindi come dicevo prima l'arrampicata, l'highline, saranno delle guide alpine che saranno a disposizione dei partecipanti che faranno delle sessioni di primi approcci all'arrampicata per chi non è esperto. Il cuore pulsante sarà a Barigao, vero? La piazza Barigao. Il cuore pulsante sarà a Barigao, che sarà completamente allestita. Ci sarà un'area dedicata al cosiddetto area relax, in cui sarà possibile mettere delle tende, e l'altra parte in cui ci saranno tutte le attività sportive, e alla sera ci saranno le attività musicali con un po' di intrattenimento. Ci sarà una pump track, che è una novità dell'evento, insieme all'altra novità molto suggestiva, che è la ferrata, che verrà proprio inaugurata per nei giorni del festival. Una nuova spettacolare via ferrata, bellissimo. Sì, una nuova spettacolare via ferrata, non sono tante in Sardegna, l'abbiamo ultimata qualche settimana fa, terminato il collaudo qualche giorno fa, proprio per essere pronti per questo evento, per cogliere l'occasione per presentarla ai nuovi arrivati che verranno a farci visita. Il festival prende il via venerdì con la cerimonia di inaugurazione, la presentazione del programma, e poi da lì si parte per 3 giorni ricchi. Esatto, venerdì ci sarà un'inaugurazione. Partiremo alle 19 con i saluti istituzionali, poi ci saranno qualche piccolo spettacolo per intrattenere gli ospiti che saranno già in piazza Barigao, e poi sabato, domenica e lunedì ci saranno tutte le attività sportive, quindi sarà una 3 giorni ricca di sport e di natura per gli appassionati dell'outdoor. Bellissimo, noi mentre che lei parla stiamo mandando in onda, perché il notiziario, oltre ad andare in radio, va in onda anche sui canali social e sul sito della radio, queste bellissime immagini di queste persone che si avventurano, a parte coloro che arrampicano su questi panorami spettacolari, ma anche i cosiddetti funamboli, qualcosa di... Sì, immagino stiate proiettando la line di 500 metri che passa sopra la piazza Barigao. Esatto. Sì, è un'attrazione molto, molto particolare e suggestiva, che non è per tutti. Di certo non per chi come me soffre di vertigini, sicuramente. Siamo in 2. Benissimo. Allora, vice sindaco, sì. Ricordiamo l'appuntamento, quindi a Ulassai si parte da venerdì alle 19, sabato, domenica e anche lunedì. Lunedì, sì, esatto. Ci sarà la possibilità quindi anche di provare alcuni sport, vero? Sì, di arrampicare. Delle sessioni per principianti o per chi proprio ancora non ha mai tastato il terreno, sia sull'arrampicata piuttosto che sul parkour, sulla slackline. Ci sono tanti momenti dedicati a chi vuole approcciarsi con questo mondo. Benissimo, chiarissimo. Grazie vice sindaco per essere stato con noi, per averci raccontato del festival. Vi auguriamo buon lavoro, ovviamente. Grazie a voi. L'appuntamento. Aspettiamo Ulassai. Sicuramente verremo. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ecco, abbiamo sentito il vice sindaco Deidda e ci ha raccontato dell'Ulassai Festival, che è organizzato dal comune di Ulassai. Noi chiudiamo così il nostro notiziario, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera, eccezionalmente di mercoledì, c'è Nero su Bianco con la nostra Giusy Ferreli. Il tema è di strettissima attualità e importanza, si parla di referendum, l'8 e il 9 giugno si andrà a votare per il referendum. Giusy con i suoi ospiti farà chiarezza sui 5 quesiti, quindi mi raccomando non mancate, 20:30 su Radio Stella. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. Noi torniamo domani mattina.